Bentornati e benvenuti all'Almanacco. Oggi 3 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:05. La luna si leva alle 21:28 e cala alle 6:51. Il nome Viola ha una storia affascinante. Diventa un nome proprio solo a partire dal Medioevo e deve la sua popolarità proprio all'omonimo fiore, simbolo di modestia e di bellezza. Il 3 maggio celebriamo un pilastro della democrazia, la Giornata internazionale per la libertà di stampa. Istituita nel 1993 dall'ONU su proposta dell'UNESCO, commemora il seminario di Windhoek del 1991. È un'occasione per ricordare che una stampa libera, indipendente e pluralista è la garanzia di ogni società civile. Elodie compie oggi 36 anni. Da talento di Amici a vera icona pop, Elodie ha scalato le classifiche con brani come Andromeda e 2. Oltre alla musica, la sua evoluzione come interprete e la sua presenza magnetica la rendono una delle artiste più influenti del panorama italiano contemporaneo. Massimo Rainieri spegne oggi 75 candeline. Un artista immenso che non smette mai di stupire. Cantante, attore di cinema e teatro, doppiatore. Da Rose Rosse al trionfo di Perdere l'amore, Rainieri è il simbolo di una carriera poliedrica vissuta sempre con la passione del primo giorno, quando ancora si faceva chiamare Gianni Rock. Mirta Merlino festeggia oggi i suoi 57 anni. Giornalista di lungo corso, ha segnato programmi storici come L'aria che tira sulla 7 prima di approdare alla guida di Pomeriggio 5. Una professionista che ha saputo raccontare l'economia e la cronaca italiana con uno stile autorevole e diretto. Il 3 maggio 1938 Adolf Hitler arrivava in Italia per una visita ufficiale che toccò Roma, Napoli e Firenze. Fu proprio l'atmosfera della parata militare di quei giorni a ispirare Ettore Scola per il suo capolavoro Una giornata particolare, dove l'incontro tra Sofia Loren e Marcello Mastroianni avviene proprio mentre la città è distratta dai fasti del regime. Anche se sembrano dei soffici batuffoli di cotone che galleggiano nel cielo, una nuvola media, un cumulo, può pesare circa 500 tonnellate. Riesce a restare sospesa perché quella massa enorme è distribuita in milioni di minuscole goccioline d'acqua su uno spazio vastissimo e l'aria calda che sale dal basso la tiene su come se fosse un enorme paracadute. Il 3 maggio 1968 a Parigi iniziava ufficialmente il Maggio francese. Gli studenti occuparono l'Università della Sorbona, dando il via ad una protesta che si unì presto a quella degli operai. Fu un momento di rottura epocale che cambiò per sempre i costumi, la politica e la cultura di tutta Europa. Nulla dopo quel giorno fu infatti più come prima. Perché diciamo sono rimasto di sale? L'origine biblica risale alla fuga di Lot da Sodoma e Gomorra. Dio infatti ordinò di non voltarsi a guardare la distruzione delle città, ma la moglie di Lot non resistette alla tentazione e, per punizione, fu trasformata in una statua di sale. Oggi la utilizziamo quando una sorpresa o uno shock ci lasciano letteralmente pietrificati. Filippo Bentivegna, dopo un trauma subito in America, tornò nella sua sciacca e iniziò a creare quello che oggi conosciamo come il Castello Incantato. Scolpì oltre 3000 teste nella roccia e negli ulivi del suo podere, creando un esercito di volti che rappresentavano il suo mondo interiore. Un esponente purissimo dell'Art Brut, capace di trasformare la propria follia in un tesoro artistico ammirato in tutto il mondo. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Quello che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Iniziamo questa nuova settimana con l'intento di fare qualcosa che valga la pena ricordare. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi con me e vi aspetto domani con una nuova pagina dell'Almanacco.